Buon pomeriggio a tutti, ormai buon pomeriggio, grazie agli ospiti, grazie agli intervenuti che adesso presenterò. È davvero un piacere e un onore presentare oggi un'opera importante di un imprenditore importante padovano, ma noto in tutto il nostro paese, in tutta Italia e non solo, e quindi davvero un piacere presentare questo suo libro, Il successo in successo, storia di due impostori di Luigi Sposato, il presidente Luigi Sposato. Grazie Presidente di essere qui. Devo anche ringraziare l'autoressa Lisa Pierobon che è qui con noi, insomma un volto noto e già affermato, autorevole affermato non solo in Veneto ma in tutta la nazione. E quindi voglio iniziare questa conferenza stampa per questa presentazione di questa opera, di questo libro, sicuramente e con grande orgoglio, portando alcune riflessioni nella presentazione di questo momento. Qui a Palazzo Ferrofini, sede della Regione Veneto, del Consiglio regionale Veneto, la sede più rappresentativa di tutti i veneti. Come dicevo, è davvero un piacere, un onore presentare questo libro. Certo che avrà un impatto significativo a chiunque decide di leggerlo. Successo in successo, storia di due impostori di Luigi Sposato non è assolutamente solo e semplicemente un libro da leggere, ma credo di poter dire un'opera, Presidente, che dobbiamo assorbire, interiorizzare e da mettere anche sicuramente in pratica. Penso che il percorso della storia imprenditoriale e il successo di Luigi Sposato sia ormai noto a molti, conosciuti sicuramente da tutti noi. Il suo approccio pragmatico ci invita a riflettere sui temi di attualità pratici, applicabili alla nostra vita quotidiana, sia personale che professionale. È per noi un esempio nel Padovano e anche in Veneto, e questo ormai, la sua caratteristica di essere puntuale e pragmatico ormai insomma è nota e diffusa. Con questo libro l'autore, attraverso il racconto di un giovane ragazzo, condivide in qualche modo la sua storia personale, quella di Luigi Sposato, con un messaggio però con un fondo importante, cioè che bisogna sempre provare, crederci, osare nella vita. Questo lo ripete sempre Luigi Sposato, lo ripete anche a chi incontra e soprattutto nei convegni in molti convegni che è invitato anche come relatore e testimonianza. Leggendo questo libro posso dire che si è portati a ripensare a tutti i nostri obiettivi e alle nostre difficoltà, per un messaggio di fondo, come dicevi, importante, cioè che nei momenti di successo che di insuccesso dobbiamo provare e crescere tutti insieme e provare a migliorare. Questo libro è anche pensato per chiunque voglia evolversi, sì, è vero, sia nella sfera professionale che in quella personale, è rivolto agli imprenditori, è rivolta però alle persone che vogliono anche conoscere cosa ci sta dietro le quinte di una vita professionale come quella di Luigi Sposato, quello di far crescere in una visione la propria azienda, motivare il proprio team, ma anche ai genitori e a tutti coloro che cercano di migliorare le proprie relazioni e affrontare le sfide della vita con maggiore consapevolezza e resilienza, e direi determinazione e resilienza. Il titolo stesso, Successo in successo, storia di due impostori, ci sfida a riconsiderare il nostro rapporto con questi due concetti, spesso visti in modo contraddistinto e contraddittorio, ma in verità, contrapposto, chiedo scusa, ma in verità assolutamente che molto spesso vanno a braccetto. A nome di tutti noi e di tutto il Consiglio regionale Veneto vorrei esprimere il nostro sincero apprezzamento al Presidente Luigi Sposato per la sua capacità di rendere queste riflessioni così accessibili e stimolanti per tutti noi, e sono certo che, gliel'ho già detto anche privatamente, che questo libro non solo offrirà nuove chiavi di lettura del nostro cammino di ognuno di noi, ma che ispirerà molti di noi a intraprendere un percorso di trasformazione personale e professionale completamente nuovo, innovativo e soprattutto più ricco di spunti per la nostra crescita. Quindi grazie a tutti per essere qui collegati a questa conferenza stampa, grazie al Presidente Sposato e alla dottoressa Pierobon. Auguro a tutti coloro che vorranno, dopo questa conferenza stampa, leggere questo libro, e lascerei totalmente il campo alla
dottoressa Lisa Pierobon, per iniziare questa presentazione di questo bellissimo libro che ci ispirerà anche magari in qualche aspetto che nel libro non si conosce, ma che riusciremo in qualche modo a estorcere da Presidente Sposato. Grazie a te. Grazie, ringraziamo Enox Soranzo, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, grazie per questa splendida prefazione e buongiorno al dottor Luigi Sposato, benvenuto. Buongiorno, grazie, un grazie anche da parte mia al vicepresidente Soranzo per questa opportunità e un grazie a tutti i presenti e a chi ci guarda da casa. Grazie, allora direi di iniziare, dottore, perché ci sono tante cose che vorremmo sapere e che vorremmo magari andare a fondo di alcune questioni. Iniziamo comunque da delle prefazioni importanti, a parte quella del vicepresidente del Consiglio della Regione, ci sono nel suo libro la prefazione di Tiziano Treu, ex ministro del lavoro e delle politiche sociali, che poi nel 1997 con questa legge ha iniziato quello che ha facilitato il suo percorso, perché è stato promosso il lavoro diciamo interinale, quello che oggi viene chiamato somministrazione del lavoro, e poi c'è una prefazione illustre che è quella del presidente della nostra regione, di Luca Zaia, che cita per introdurre la poesia di Kipling If, cioè tradotto in italiano se, che vi invito a leggere perché è di una splendida bellezza, di grande dolcezza, e fa riferimento il Presidente anche al suo libro I pessimisti non fanno fortuna, che ho avuto la fortuna e il piacere, l'onore di presentare. Diciamo che mi viene una riflessione, che è una frase che noi tutti sicuramente sentiamo spesso, e che è: la vita è al 10% quello che ti succede e al 90% come reagisci. Inizierei un po' da qui. Lei perché ha scritto questo libro e perché il successo e l'insuccesso sono due impostori? Allora, diciamo che io, premetto, non sono uno scrittore, faccio l'imprenditore e da tempo pensavo di mettere nero su bianco un po' la mia esperienza di crescita sia personale che professionale, e che poi si è tradotta appunto nella pubblicazione di questo testo. Non nascondo che mentre lo scrivevo mi sono più volte chiesto a chi potesse interessare un po' la mia storia, il mio libro, però a mano che andavo avanti, riflettendo su quello che poi giornalmente capita, mi sono reso conto che potevo in qualche maniera essere come dire, non dico da stimolo, ma da ispirazione nei confronti di terzi. Di terzi chi? Coloro che in qualche maniera ritengono che ritengono di avere delle abilità, ritengono di avere delle potenzialità che magari non riescono ad esprimere come vorrebbero in maniera compiuta. Quindi ho iniziato a scrivere questo libro e la motivazione è proprio quella di cercare di essere anche testimone di una persona che è partito da un paesino della Calabria, io sono nato lì, con difficoltà che poi nel libro vengono espresse in maniera senza filtri, per poi riuscire a realizzare in questa terra meravigliosa e ospitale del Veneto quello che erano e sono probabilmente i miei talenti. E quindi mi sono ispirato un po' alla mia esperienza, con la speranza appunto che possa essere di ispirazione nei confronti di altri. Ovviamente non si intende insegnare niente a nessuno, è solo la mia esperienza, e con la speranza appunto che possa essere interessante per il lettore. Ecco, allora iniziamo proprio ripercorrendo quello che in questo libro si incontra, perché è rivolto a un pubblico del tutto eterogeneo, lo può leggere un ragazzino, un ragazzo, adolescente, e lo può leggere anche una persona di età più matura, e è suddiviso in piccolissimi capitoli, quasi in paragrafi, e non per forza lo si deve leggere in ordine cronologico, no? Perché nella prima parte lei parla sostanzialmente di quello che della sua vita, della sua infanzia, della sua giovinezza l'ha influenzato in quello che poi lei è diventato, compresa la terra sua, la Calabria, e quello che invece poi ad un certo punto della sua vita
è stato un punto quasi di svolta. Lei ha compreso, ha avuto delle intuizioni, ha compreso i suoi talenti e soprattutto ha preso delle decisioni importanti come quella di perdonare le persone, alcune persone della sua vita, così che lei potesse andare avanti. E la seconda parte invece è più analitica, lei dà dei consigli agli imprenditori, dà dei consigli a tutte le persone, magari in maniera più tecnica. Cerchiamo di andare con ordine. Allora, quanto le sue vicende personali, poi insomma se vuole fare un piccolo accenno alla sua storia, hanno influito su ciò che lei poi è diventato? Cioè quanto siamo figli delle nostre esperienze e quanto invece c'è di innato che poi prima o poi nella vita esce? Ma questo sul fatto di quanto c'è di innato e quanto noi assimiliamo è una domanda che io francamente mi pongo sempre e alla quale non riesco a dare una risposta. Certo è che dei talenti o delle abilità o un certo tipo di carattere questo c'è, e poi quello che ti circonda ti influenza. Nel libro io l'ho intitolato Insuccesso e Successo, storia di due impostori, perché partendo da quello che è la mia esperienza dell'infanzia, caratterizzata da diversi insuccessi non derivanti dalla mia incapacità, ma da fattori indotti, perché se ti muore un fratello a 16 anni, se tuo papà in qualche maniera ti abbandona e fa un'altra famiglia, se vieni sfrattato perché allora una donna quando era separata non era vista, nonostante fosse stata lasciata, mia madre non era vista di buon occhio, quindi faceva fatica anche a trovare un'altra abitazione. Quindi c'è tutta una serie di insuccessi indotti che chiaramente non dipendevano da me. Quindi la mia infanzia ha avuto questi insuccessi che però di conseguenza sono anche diventati successi, perché per esempio io metto nei capitoli che, come lei ha detto, sono brevi e molto, diciamo, molto indicativi e precisi, indico come l'importanza di uscire dal branco, l'importanza di vedere l'elemento positivo dalla tua sofferenza. Per esempio io nei miei insuccessi dell'infanzia non mai vissuto una sensazione di invidia verso chi stava meglio di me, ma cercavo sempre di trovare degli elementi di rafforzamento, trovare degli elementi positivi che potessero farmi raggiungere i miei risultati. Ecco, questo è un elemento per me è stato importante, come quello per esempio di non seguire il branco, no? Allora ai temi anni 70 circolava l'eroina, che alla mia età lo sa, capitava spesso di essere circondato da amici che purtroppo poi nel tempo sono anche morti, ho perso. Ecco, io ricordo, non mi sono mai lasciato coinvolgere da situazioni, anche se quando tu esci dal branco il rischio di essere isolato. Ecco, l'importanza è di essere impopolare. Questa è un'altra chiave del successo. Quindi io ho cercato da giovane di tradurre i miei insuccessi in attività di successo, in comportamenti di successo, che poi ho cercato poi di realizzare, mettere in pratica durante la fase, diciamo, dell'attività professionale, la mia crescita dal punto di vista imprenditoriale. Ecco, a questo proposito ci sono anche, questo è un libro che è anche divertente in certi sensi, perché ci sono anche degli aneddoti che lei cita riferiti proprio al fatto che era un bambino comunque ingegnoso, comunque un po' diverso dagli altri, perché inizialmente questa leggerissima invidia che lei provava per gli altri bimbi che un padre ce l'avevano e che con questo padre poi passavano le domeniche, andavano a fare delle esperienze, lei inizialmente non sapeva come gestire questa forma di invidia, però allo stesso tempo si è sempre ingegnato per fare delle cose che gli altri bimbi non facevano, come ad esempio costruire dei giochi. Questo è un aneddoto divertente che lei racconta, e da questi piccoli giochi costruiti in legno provare a ricavare qualcosa per aiutare ad esempio qualcun altro, o per scambiarla, per venderla e per fare delle azioni che avessero sempre un senso, seppur da bambino. Quindi da questo punto di vista forse uno dei suoi talenti naturali è proprio innato. Io non lo so se lei riconosce questo alla sua famiglia o alle sue origini, ma c'è stato un punto della sua vita in cui lei ha anche capito che la sua terra
forse non riusciva a cogliere tutte le sue capacità. Ecco, oggi ci troviamo qui, quindi forse è doveroso anche che lei ci racconti come un parallelismo magari fra la regione Calabria e quella del Veneto, le differenze e le affinità nell'accogliere una persona che come lei comunque oramai è un veneto fatto e finito, le iniziali difficoltà e invece le facilitazioni che le ha dato la nostra regione. Ma allora, intanto sì, è vero, da piccolo io ricordo che mi piaceva sempre fare qualcosa, ecco qua forse c'è il discorso del qualcosa che è di innato in me, andavo a pescare, barattavo i pesciolini con degli anziani che avevo sopra di me, che mi davano i fichi d'India sbucciati, realizzavo i flipper, facevo il flipper per far giocare gli altri bambini, che poi non è che guadagnavo chissà cosa, però era il modo di fare qualcosa, ecco, quindi questo aspetto qua per me c'era, probabilmente era innato, che poi ho manifestato in altra terra, perché ovviamente se io avessi avuto la possibilità, premetto che io sono dall'86 qui in Veneto, quindi come diceva lei mi sento veneto, insomma, come mentalità, come tutto, certo. Ecco, mia figlia mi dice dovresti migliorare un po' il tuo accento, ma io ovviamente non posso neanche snaturarmi, fare cose che faccio quello che mi sento, quello che soprattutto sono quello che sono, voglio essere quello che sono, poi certo. si può apprezzare o meno, non importa. Ma anche perché non è una forma di rinnegazione sì, la sua. E quindi il fatto di, se avessi avuto la possibilità sarei rimasto nella terra di origine, non avendola ho dovuto spostarmi e venire in un contesto, premetto che io ho fatto l'ufficiale dell'esercito prima per 4 anni, ho vissuto a Roma, Milano, e ho fatto l'insegnante, sono venuto in Veneto a fare l'insegnante alle scuole superiori, l'ho fatto per 30 anni, nel contempo avendo tempo, avendo delle ambizioni, volevo diventare qualcosa, volevo diventare, non dico un grande imprenditore, volevo diventare, insomma, volevo lasciare il segno in qualche maniera, il mio piccolo. Avendo il tempo il pomeriggio mi sono inventato un po' tutto che oggi insomma è l'Eurointer, l'azienda, una delle aziende che lavora a 4.000 dipendenti, quindi un'azienda insomma ritengo anche importante. E questo grazie comunque a un tessuto sociale ricettivo. Io ho avuto la fortuna di essere qui in Veneto, di venire in Veneto, ho avuto la fortuna di essermi circondato di persone tra virgolette migliori di me nei loro ambiti. Questa è una cosa che io nel mio libro dico sempre, no? Perché se uno frequenta 4 persone che fanno i panettieri, dopo un po' rischi di diventare il quinto panettiere, o comunque sai tutto di farina. Se frequenti uno che fa politica, dopo un po' rischi di fare il politico, piuttosto che parli di finanza con 5 persone, oppure se vai a bere lo spritz con delle persone, dopo un po' rischi di abituarti a bere lo spritz, perché quello è l'ambito che frequenti. Quindi io da sempre, da piccolo ma anche ora, dico e continuo a dire che bisogna circondarsi di persone migliori. Quel migliore non vuol dire nulla, perché il panettiere è dignitoso il bianchino, tutto è dignitoso, ma uno deve essere consapevole che se vuol migliorarsi professionalmente ma anche personalmente deve anche riuscire a circondarsi di persone più capaci di sé nel contesto di riferimento. Ecco, io credo di essere da piccolo, mi sono sempre circondato di amici di buona famiglia, di famiglie stabili, cosa che la mia non era, andavo in cerca di situazioni migliori di me. Nella vita lavorativa tutt'oggi cerco di circondarmi di persone più capaci di me, soprattutto anche di collaboratori più capaci di me, perché l'imprenditore oggi deve essere consapevole che se vuole essere un bravo imprenditore significa ricavarsi del denaro, dedicare del tempo alla propria famiglia, farsi dei viaggi, dedicare tempo ai figli, prendersi del tempo per leggere sul libro, deve circondarsi di persone in azienda che lo circondano più capaci e avere anche la pazienza e l'umiltà di accettare che le cose vengono fatte in maniera da come uno li farebbe. Ecco, io credo, per chiudere, di essere riuscito in questo, continuo in questo, in una terra straordinaria come la nostra. Il Veneto, per capirci. Certo, allora anche perché poi si creano dei cicli virtuosi, si cerca sempre di circondarsi, no? Si dice se quando entri in una stanza sei quello che sa più di tutti, sicuramente quell'esperienza non ti sarà così utile. Allora, a proposito di fil rouge, di fili conduttori, di espressioni che vengono ripetute spesso e che quindi sono convinta che siano un po' dei fari per lei, ce ne sono diverse nel suo libro, ne cito alcune. L'importante è perdonarsi e perdonare,
circondarsi, come abbiamo detto, di persone migliori di noi, prendere o vedere almeno sempre il lato positivo delle situazioni, ragionare con la propria testa, prendere in mano la propria vita, separarsi da ciò che non serve più, averne la forza, sapersi meravigliare e saper riconoscere tutti i meriti. Lei cita un altro aneddoto molto divertente a proposito di prendere in mano la propria vita, dicendo che lei da giovane da ragazzo era quasi timido, e aveva qualche difficoltà a rapportarsi. Alcuni amici, credo a Vicenza, in palestra a Vicenza, le consigliarono, e da qui si aprì un altro capitolo della sua vita che vorrei ci raccontasse brevemente, di seguire un corso per superare questa forma di timidezza, e da lì iniziò un altro momento della sua vita. Ce lo può raccontare? Sì, allora diciamo che quando ero piccolo ero un bravo bambino, educato, buono, fin troppo. Infatti io in un capitolo scrivo che mi denota il bravo ragazzo, no, che di per sé è una cosa bella, però quel bravo ragazzo spesso era quasi un modo per dire dovevo stare attenta a non scontentare gli altri. Ecco, questo aspetto qua poi col passare degli anni non mi piaceva, perché non mi piaceva più essere considerato un bravo ragazzo, non solo un bravo ragazzo. Quindi questo è l'aspetto. Il fatto di non avere in un certo contesto che non era quello del Veneto la possibilità di poter manifestare i talenti era comunque un Ferrari col freno a mano tirato, quindi mi sentivo di avere delle potenzialità ma non di riuscire a esprimerle del tutto. Io un giorno ho partecipato, sì, mi ricordo per caso, a un corso che fatto alla Bulesca di Rubano, e dove ho partecipato, si parlava di tecniche di comunicazione, no? Allora ho capito, mi è piaciuto così tanto che ho cominciato poi a sviluppare un interesse verso quest'ambito e ho cominciato a documentarmi, a fare attività all'estero anche, e portare insomma delle anche tecniche che oggi sono diffuse, che allora poche persone conoscevano, e quindi quell'elemento mi ha poi portato con una comprensione che non bastava solamente la conoscenza, non bastava solo partecipare, ascoltare e dire ok, questa cosa che è bella, ma quello che avevo capito da subito, quasi subito, è che era importante applicare quello che veniva appreso in aula. Infatti io dico sempre che è inutile fare un bel corso, se poi non applichi, non agisci. E quindi io cosa ho cominciato a fare? Da qui è iniziata la mia attività diciamo che attuale, è quello di da un lato apprendere informazioni, quindi mi documentavo, studiavo tantissimo, perché non basta solo la predisposizione, devi anche essere documentato per poter essere credibile, no? E essere più consapevole. E cominciamo poi a organizzare i corsi. Quindi quello che io apprendevo lo facevo per gli altri, organizzavo, andavo in giro per Padova a mettere locandine in giro per la città. Allora non c'era internet, quindi chi come me non aveva altri strumenti andava in giro per Padova a mettere nelle colonne del centro cose d'arresto, perché però allora si faceva così. E facevo le attività all'interno del Biri, l'hotel Biri di Padova, lì e altri hotel, e venivano poi l'imprenditore, veniva il manager, veniva lo studente, e da qui è nata questa attività che facevo di docenza. Evidentemente bravetto lo ero, avevo comunque una grande voglia di riuscire, e così è nato tutto. Poi un giorno viene un imprenditore e mi dice: ma fai anche la selezione del personale? Certo, ho iniziato a fare la selezione del personale, mi è andata anche bene perché ho avuto un colpo di culo. Insomma, di fortuna sicuramente. Non lo racconto, quindi poi ecco perché bisogna comunque credere, bisogna osare, bisogna agire. Cioè è inutile sapere se non agisci. È un po' quello che io dico sempre, no? Perché le persone poi, io sono abituato a valutarle non da quello che dicono, ma da quello che fanno, da quanto riescono a tradurre in azione quello che pensano, qual è il loro credo. E qui io ho imparato questo, dico sempre alle mie figlie: attenzione, valuto le persone per quello che fanno, non per quello che ti dicono, perché quello che ti dicono possono fare quello che fanno altre cose. E quindi diciamo che c'è stata questa evoluzione. Ecco, io mi soffermo su una cosa che ha detto proprio in fine di questo discorso. Lei ha un talento naturale o imparato nel tempo a riconoscere i talenti naturali.
Quindi questa faccenda qui, che lei dice guarda le persone per quello che fanno, nel caso per esempio di un colloquio di lavoro, insomma lei negli anni ne avrà fatti sicuramente molti, perché magari non accade oggi ma nel tempo ne ha fatti, quali sono le domande cardine, le domande chiave che si fanno ad una persona per capire se questa persona ha un valore, un qualsiasi valore in qualche settore? Perché lei dice valuta per quello che fanno, ma non sempre in un colloquio si può vedere quello che già le persone sanno fare. Quindi qual è la domanda chiave, qual è la sua intuizione? Ma una persona credo che non si conosca neanche in tutta una vita, quindi noi viviamo, cioè, è difficile, una persona poi si cambia, si modifica, quindi se una persona non la conosci mai, la persona per poter valutare quello che dicevo, di cosa fare rispetto a quello che dice, devi vederla in opera, per cui qualsiasi soggetto deve essere visto all'opera per fare una reale valutazione. Quello che in genere si fa, e questo è dovuto a tanti fattori, è una valutazione della persona su che cosa, in base all'esperienza che hai delle relazioni umane, in base agli strumenti che hai a disposizione durante il colloquio o durante una conoscenza. Ci sono degli elementi che però bisogna tenere conto, cioè devi essere in grado di ascoltare, di osservare le persone, di avere un ascolto attivo rispetto a quello che la persona dice, perché quando una persona parla in genere o cancella o deforma o generalizza le frasi che dice. Cioè quando noi parliamo spesso alcune cose non le diciamo perché non siamo in grado di dirle, il nostro enunciato verbale non è così spazioso e così chiaro da poter esternare, o volutamente non si dicono. Durante i colloqui capita che la persona o non è in grado o non ti vuole dire certe cose, quindi la capacità di ascolto e la capacità di fare domande diventa determinante. Quindi la capacità di fare domande per estrapolare le cose che non vengono dette, la capacità di osservazione per vedere come vengono dette, la mimica, quindi c'è tutto insomma, ci sono dei segreti che magari ma nulla di particolarmente difficile, bisogna solo avere esperienza a farlo, ecco. Sicuramente l'esperienza insegna sempre, però tutto parla di noi, quindi chi ha la facoltà o chi ha acquisito la capacità di comprendere nei primi 5 minuti quello che è una persona, può succedere anche che magari in un colloquio una persona sia più agitata e non viene fuori la vera essenza. A questo proposito mi permetto di raccontarvi velocemente un aneddoto di quelli che ho promesso che non avrei raccontato perché ci siamo adesso non può più dirmi, ci siamo raccontati nel nostro mestiere e entrambi abbiamo un mestiere dove si parla in pubblico, no? Il dottor Sposato tiene, forse teneva anche delle relazioni sul public speaking, ci sono sicuramente delle tecniche e tutto quanto, poi ci sono le inclinazioni naturali, ma entrambi noi raramente ci riguardiamo. Perché? Perché nel riguardarsi si trova sempre qualcosa che si poteva fare meglio, come sempre nella vita, e poi sempre qualcosa che ci si è dimenticati, come ha detto poco fa il dottor Sposato. Quindi da un lato ci consoliamo tutti quanti, perché non sempre all'interrogazione si dice tutto quello che si sapeva a casa, e poi dall'altro lato forse anche in questo si possono acquisire delle competenze. Lei nomina, e ci soffermiamo velocemente su questo, la programmazione neurolinguistica e l'analisi transazionale, che sono due tecniche che per noi, insomma, credo anche per i presenti, siano delle tecniche pressoché sconosciute. Di che cosa si tratta? Perché lei di questo si è occupato per molto tempo. Sì, io sono fine anni 80, quando ho cominciato a interessarmi, sono anche all'estero, ho preso la PNL, che oggi insomma, in generale è conosciuta, allora nessuno conosceva l'argomento, io sono dei pionieri in Italia. Sostanzialmente sostiene questa tecnica che le persone si dividono in 3 categorie: i visivi, gli auditivi e i cinestesici. Il visivo, per esempio, ricorda i nomi, non ricorda i visi, cammina in maniera retta, abbina i colori,
sta seduto in maniera eretta, quando muove gli occhi li muove in maniera laterale, in alto, a destra, a sinistra, a seconda se pensa o crea, è tutta una serie di cose, è ordinato, però ha una respirazione molto alta, si arrabbia facilmente, ecco, l'auditivo ha altre caratteristiche, cinestesico ha altre, quindi sto qua... No, adesso noi volevamo, perché tutti ci stiamo chiedendo chi sarò io, quindi in realtà ora ne vogliamo sapere. Come dicevamo anche però che non esiste una tecnica, non esiste la verità assoluta, bisogna prendere tutto con dovute cautele. Ecco, sono delle chiavi di lettura. Per esempio nella selezione io conosco circa 27 chiavi di lettura dei comportamenti delle persone, che poi adesso di recente l'abbiamo tradotto anche in intelligenza artificiale con l'azienda di mia figlia, quindi diciamo che c'è tutta una cosa, non esiste una verità assoluta. Secondo questo strumento, questa tecnica, sta chiave di lettura dei comportamenti, l'auditivo invece ha una voce più profonda, non abbina molti colori però arriva fino in fondo, invece il visivo si arrabbia facilmente, cambia cose molto facilmente, lascia perdere molto facilmente, sbaglia facilmente. Cinestesico invece è quello che non abbina per niente i colori, che ha una respirazione molto profonda. È chiaro che queste cose io le ho applicate quando le provavo sul campo, perché una cosa è studiarle, una cosa è provarle. Ripeto, avremo bisogno di più tempo per fare degli esempi pratici. E poi l'analisi transazionale più vecchiotta, a metà degli anni 70, dentro ognuno di noi c'è l'aspetto del bambino, del genitore, dell'adulto. Diciamo che poi si manifesta attraverso l'espressione del viso, attraverso il tono della voce, attraverso i predicati verbali. Quindi in base a come uno dice, a come lo dice, insomma una persona tende a essere più magari rispettoso delle regole. Faccio un esempio pratico: se io ho bisogno in azienda una persona che mi faccia rispettare le regole, e deve essere una persona precisa, una persona con senso di responsabilità, una persona che anche ti punisce quando è o ti gratifica quando è, vada in cerca di una persona con delle caratteristiche personali più genitoriali, perché il genitore è o affettivo o normativo, no? Il genitore o ti coccola o ti bastona. Quindi vado in cerca di una persona così, uno che mi fa rispettare le regole e quant'altro. Sì. E quindi per dare un'idea di come può essere utilizzata nell'ambito della ricerca del personale. Questo è anche un gioco piuttosto divertente per gli utenti, ma lei riesce poi a disinnescare questo meccanismo, o ogni persona che lei si trova vicino subisce un'analisi? No, giusto per sapere, oramai qua ci siamo. Lei è dottoressa Pietrobon, è onesta intellettualmente, e abbiamo discusso. Io è da un pezzo che ormai ho smesso di fare questo. Le è piaciuto che non l'ho detto? No, sa perché? Perché significa avere molta energia da dedicare, perché ascoltare in maniera attiva, osservare significa vedere e non guardare, cioè sono due cose diverse. Significa un atteggiamento che ormai è la mia, dicevo stamattina che sono un po' anziano, pomeriggio a pranzo, cioè non me la sento più di farlo, ecco, se serve lo faccio, e con certa affidabilità, devo dire la verità, però ormai non lo faccio più, quindi chi mi incontra può stare tranquillo che ormai ho smesso di analizzare. Possiamo metterci tranquilli tutti? Sì, no, allora durante la mia crescita per me era importante farlo, perché dovevo raggiungere dei risultati, degli obiettivi, ma soprattutto mettevo in pratica quello che studiavo. Questa era la differenza, e vedevo che mi dava dei risultati, capisci? Quindi oggi ormai, diciamo, non dico che sono appagato, però diciamo, io penso che lei possa definirsi appagato, anche se quelli come lei insomma cercano sempre di migliorare. Allora, siccome mancano ancora 10 minuti e vorrei toccare molti altri punti, cercando di riassumere come caratteristiche da consigliabili a tutti da acquisire nell'arco della vita come esseri umani, prima che come imprenditori o come lavoratori. È possibile che si evinca da questo libro, è corretta la mia interpretazione, che la pazienza, la coerenza e l'umiltà sono la base di un essere umano che può funzionare, che può anche essere felice? Ma a me chiedono, di verità spesso, mi chiedono: ma come fai e come hai fatto? Come si fa a diventare un grande imprenditore? Per me io non mi sento un grande imprenditore, mi sento una persona che è stata in grado di realizzare delle cose. E io dico sempre a tutti, e guarda, anche l'ho detto l'altro giorno alle mie figlie, dico sempre alle mie figlie, che per riuscire bene in quello che fai devi essere una persona migliore. Persona migliore, poi per ognuno di noi è diverso, no? È un po' il discorso del successo.
Il successo per ognuno di noi è diverso, c'è chi è successo un buon papà, chi fare tanti soldi, chi essere un bravo insegnante. L'insuccesso però è una cosa precisa, l'insuccesso è l'incapacità delle persone di fare anche il piccolo gesto, un gesto amorevole, un gesto di quant'altro. Quindi bisogna, io ho imparato a cercare di essere una persona migliore, quindi essere coerente, non fare del male a nessuno, valorizzare chi sta intorno a me. Difficilmente potrà essere qualcuno che possa dire che Luigi Sposato ha mai rubato un centesimo o che l'ha mai danneggiato nel lavoro o altro. Non lo troverai, a me, perché non l'ho fatto involontariamente, perché io mi sono arricchito, tra virgolette, ho fatto arricchire chi sta intorno a me, sono cresciuto e sono cresciuti quelli intorno a me. Lo dimostrano i miei collaboratori da 27 anni che sono in azienda con me, quindi se non stessero bene. Io sono stata personalmente a visitare la sua azienda, una ovviamente forse la sede, e devo dire che ho parlato con dei dipendenti che sono lì da 25, 24, 23 anni, 27. Quello che sta dicendo non è solo una grande verità, ma io ho visto anche nei loro occhi un senso di profonda amicizia e gratitudine nei confronti del dottore, perché lui si pone nello stesso piano dei suoi dipendenti. Questa è una grandissima qualità che le va riconosciuta, perché accetta consigli da tutti pur essendo il loro responsabile, se così vogliamo dire. Quindi è un momento in cui io questo complimento glielo voglio fare davanti a tutto il pubblico, perché questo è un grande merito. Lei è molto umile e questo fa di un uomo un grande uomo, però questo le va riconosciuto. I suoi dipendenti sono con lei da tanto tempo. Ne approfitto per ricollegarmi anche ai consigli o ai passi che lei consiglia a un imprenditore di fare, perché per non fare troppa confusione. Un buon imprenditore, dice lei, deve prendersi cura di 5 aspetti fondamentalmente, con ovviamente tutti i sottogruppi di mansioni che poi ci sono, ma di 5 aspetti. Vogliamo dare questi 5 aspetti di cui l'imprenditore dovrebbe curarsi. Ma allora, se partiamo dal concetto che ognuno di noi può lavorare 24 ore al giorno, ci sta, perché noi più di 24 ore al giorno non possiamo lavorare. Quindi se noi diciamo che vogliamo essere nell'attività lavorativa coinvolti, essere sempre presenti, possiamo farlo, è una scelta. Più di 24 ore però non puoi fare. E significa questo essere presente sempre, significa quando ci sei c'è una certa operatività, quando non ci sei potrebbe mancare e così via. Allora io credo che un imprenditore maturo debba pensare ad altro. Naturalmente parlo di un'azienda organizzata, non parlo dell'artigiano dove è necessario che lui si alzi la mattina e vada l'imbianchino a imbiancare. Lì è difficile che tu possa delegare qualcuno, puoi anche farlo, ma ci vuole più tempo, più struttura. Io credo che, almeno per quanto mi riguarda, io ho un'azienda credo complessa, cioè ha 45 filiali, diamo, ripeto, a 4.000 dipendenti, con problematiche che sono, quando tratti persone giornalmente di vario tipo. Io credo che, per quanto mi riguarda, controllo 5 cose in genere. Controllo il fatto di la mattina il mio tabulato con l'andamento dei contratti di vendita nel caso nostro, quindi vedo un po' il confronto con lo stesso giorno dell'anno precedente, i vari confronti. Se questo regge o cresce, come per fortuna stanno crescendo bene, vedo i margini di vendita, non il fatturato. Il fatturato inganna, bisogna vedere i margini di vendita. Anche al fatturato ha dedicato un capitolo proprio sul fatto che può trarre in inganno, non basta che ci sia un utile. Prego, scusi, l'ho interrotta. Se ci sono infortuni sul lavoro, perché se si fa male qualcuno io devo assolutamente saperlo, l'andamento finanziario e la perdita su crediti, significa che se aziende stanno in crisi o qualche cliente non paga. Io con questi 5 elementi controllo tutta l'azienda. Infatti i miei collaboratori mi dicono: come fa lei a controllare tutto? Però a te non è che io questi 5 elementi sono filtrati da persone, io ho 9 responsabili, i quali sono tutte teste pensanti e quando vengono da me mi portano non il problema, la soluzione. Quindi io quando non mi portano il problema, i problemi li ho solo su questi 5 casi qua. Non ne ho, vuol dire che io gestisco l'azienda. È chiaro che, ripeto, sono persone, sono venute da me da apprendiste, stagisti, quindi insomma c'è un rapporto di fiducia. Attenzione, io scrivo anche sul libro che in azienda non esistono amici.
L'azienda non è una famiglia. Molti imprenditori dicono l'azienda è una famiglia. No, l'azienda non è una famiglia. Nascono amicizie, certo, nascono amori, nascono intrighi, ma non può essere l'amicizia alla base del rapporto aziendale. In azienda devono esserci dei ruoli, delle responsabilità, delle teste pensanti, ma soprattutto, e chiudo, deve esserci il rispetto. Il rispetto da pretendere come imprenditore, lo pretendo, come imprenditore e come essere umano. E devo darlo però anche agli altri. Per me, dal punto di vista umano, sono tutti uguali in azienda. Tutti, anche chi va a portare il lavaggio alle macchine. Dal punto di vista professionale è evidente che io ho delle aspettative differenti, ma con tutti c'è un rapporto di rispetto. Quindi in azienda non ci sono amici, l'azienda non è una famiglia, l'azienda è uno strumento per creare benessere per l'imprenditore e per le persone che ci lavorano, perché altrimenti si innescono dei meccanismi cosiddetti familiari che spesso portano anche a quelle diatribe che ci sono nelle famiglie, no? Antipatie, simpatie, si perde di vista l'oggetto. Io tengo sempre molto attenzione a questo e chiudo davvero dicendo che se io ho bisogno di una consulenza me la vado a pagare, ho bisogno di un avvocato me lo pago, vado all'esterno, ho bisogno di un computer me lo compro. Ma le relazioni, queste si costruiscono nel tempo e basta poco per danneggiarle. Quindi bisogna sempre custodirli, maneggiarli con cura, mai creare degli strappi, essere lineari, essere coerenti. Perché se oggi io dico una cosa e poi mi giri le spalle e io ne faccio un'altra, perdo la fiducia delle persone. E quindi questo è importante, la coerenza poi tra quello che si dice e quello che si fa, come dicevo prima, ma il rispetto è la cosa più importante. Alla base della sua azienda c'è sicuramente il rispetto e poi qualcosa di importante che viene sottolineato nel libro e che è davvero qualcosa che forse in Italia non è ancora così presente è il ruolo sociale della sua azienda con diverse iniziative. Parlo del concorso nazionale Donna e Lavoro, parlo della prevenzione fatta in ufficio, quindi la presenza di un nutrizionista, gli esami del sangue per i dipendenti, parlo del bimbi in ufficio, di questo capitolo straordinario e magnifico di cui lei parla nel libro, e poi del gruppo Polis. Brevemente cerchiamo di spiegare. Siccome abbiamo 4 minuti, volevo evidenziare a tal proposito la cosa della clessidra è anche che ieri abbiamo fatto una conferenza stampa assieme all'associazione Ometto Piccolo Principe. Adesso daremo nelle scuole del Veneto, abbiamo già ieri fatto la presentazione, 10 defibrillatori a ogni scuola, in modo tale, perché la nostra azienda è un'azienda anche benefit. Io per caratteristiche mie personali, per mio credo, per tutto il resto siamo molto attenti al sociale, poi seguiamo molto, abbiamo contribuito alla nascita di 2 case che accolgono le donne vittime di violenza, insomma cerchiamo sul sociale di essere interessati. Ah, ecco, molto più breve di quello che pensavo. No, io potrei continuare, ma dico che non vorrei rubare la fase di chiusura. Ma suona qualche allarme alla fine? No, e facciamo una conclusione senza far suonare gli allarmi. Allora, dottor Sposato, io le vorrei dedicare una frase per chiudere. Insomma, invito ovviamente tutti voi a leggere questo libro, perché è un libro leggibilissimo che si legge da solo davvero, Successo e Insuccesso, storia di 2 impostori, e poi le dedico 2 cose. Le ho portato 2 regali, ma soltanto emozionali, niente altro. Allora, una frase che ho letto su Forbes e che le dedico perché lei ha decisamente un'arte, un po' innata e un po' acquisita. Nell'arte conta solo una cosa, la parte che non può essere spiegata. Questa gliela dedico. E poi ancora, io ho un calendario di quelli che ogni giorno si strappa il foglietto e c'è la frase del giorno, che mi ha regalato in occasione di una presentazione un importante imprenditore, un altro importante imprenditore, una persona del tutto capace. E le volevo far vedere la frase che c'è oggi. La frase che c'è oggi è questa: c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Luigi Sposato, Successo e Insuccesso, storia di 2 impostori. Grazie. E ridiamo. Grazie dottoressa Pietrobon. Grazie dottore. Per la disponibilità. Grazie, ridiamo la parola a Enox Soranzo. Sì, grazie Presidente Sposato, grazie alla dottoressa Pietrobon per averci regalato questo momento, questa presentazione che
siamo riusciti, credo, nell'impresa, dottoressa, di scavare non solo tra le righe di quest'opera e questo libro, ma anche nell'uomo professionista Luigi Sposato. Ci abbiamo almeno provato. Sì, esatto, e quindi tanti complimenti e grazie. E vorrei dire che concludere questa presentazione con una riflessione. Da un lato, Presidente, sono contento nell'aver ascoltato che sei partito dalla tua terra, sei passato per Roma, sei passato per Milano, ma alla fine hai deciso il Veneto. E da Veneti siamo orgogliosamente veneti e siamo contenti che ti sei fermato qua. Che non mi mandate via il resto. No, sei Veneto, come ha detto la dottoressa, ormai il fatto è finito. Sei un Veneto fatto e finito. Della dottoressa Perù. E quindi questo ci fa felice, vuol dire che ci sei trovato bene, si è trovato bene con la famiglia, ha anche creato impresa, lavoro e opportunità per tante persone e tante famiglie. L'altra riflessione che mi fa piacere evidenziare e concludere è che ancora una volta in Veneto si respira aria di team, di staff, di squadra, di famiglie che diventano squadre, diventano successi e quindi mi viene da dire si basa sulla profondità della persona. E nelle tue parole, Presidente, abbiamo ascoltato evidenziate benissimo dalla dottoressa Perbon, umiltà, coerenza, lealtà, ho sentito, rispetto, che sono tutte sicuramente valori importanti, ma che è bene che ogni giorno sia chiaro che ogni giorno vanno coltivati. E su queste parole, questi grandi pilastri, che il Veneto e spero tutte le generazioni di italiani e non solo possono continuare a costruire un grande futuro tanto quanto ce l'hanno lasciato i nostri nonni. E su questo io ringrazio, grazie per questa grande occasione, credo di poter dire da Palazzo Ferrofini, in questa bellissima diretta, sede del Consiglio regionale del Veneto, ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguiti e soprattutto leggete questa bellissima opera, successo, storia di due pastori di Luigi Sposato. Grazie Presidente. Grazie. Grazie dottoressa.